La scuola in Sardegna ha dei livelli che sono dei risultati che sono davvero inaccettabili. Siamo tra gli ultimi in Italia, anzi siamo gli ultimi in Italia per la verità per la dispersione scolastica e negli ultimi anni la situazione è davvero peggiorata ulteriormente. Siamo tra gli ultimi in Italia nei livelli di apprendimento dei nostri studenti. Sono cose che non possiamo accettare perché i nostri figli non possono trovarsi in una situazione così svantaggiata quando entreranno nel mercato del lavoro e quindi dobbiamo assolutamente darci da fare molto rapidamente. Abbiamo detto che la prima cosa che faremo sarà un piano straordinario per la scuola, che sarà un piano che si occuperà di edilizia, ma si occuperà moltissimo delle persone. Infatti il titolo è Investiamo sulle persone. Persone vuol dire gli studenti, vuol dire gli insegnanti che come tutti devono continuamente lavorare per migliorare la loro capacità di insegnamento. È un piano assolutamente importantissimo. Nel 2007-2008 in Sardegna ci sono stati investimenti importanti per le scuole, 30 milioni all'anno per poter fare dei laboratori dentro le scuole. Quell'intervento, molto certamente migliorabile, aveva creato dei miglioramenti nei livelli di apprendimento degli studenti. Da lì vogliamo ripartire e vogliamo assolutamente anche partire dagli edifici, perché una buona didattica si fa in edifici che sono disegnati per fare la buona didattica, non in scuole fatiscenti. E il problema più grosso è quello in questo momento nelle zone interne, per tornare al problema di poco fa, abbiamo bisogno di evitare questa proliferazione di pluriclassi. Il vero problema è che le scuole si stanno svuotando e che i bambini di vari livelli di livello elementare vengono messi tutti nella stessa classe. Questo è un disastro che deve essere evitato.